tanto vino. E ci vuole mantenere, chiamo Chiara. Io Roberto, ma non sono sirenetta. Non mi interessano le sirenette. Buongiorno e ben ritrovati in un altro video di Mastica l'Italiano con Roberto. Mi trovo in un'altra riserva naturale in Sicilia, precisamente ad Aci Trezza, in provincia di Catania. Quelli che vedete dietro di me sono i faraglioni di Aci Trezza e in questo momento mi trovo proprio nell'isola Lachea. È la prima volta anche per me in questa isola. Siamo qui per fare il bagno e per vedere un po' la situazione com'è qui. Ci siamo fatti accompagnare dal fantastico Sebastian, detto Zio Conan, un personaggio importante, molto famoso per chi è di queste zone. Per venire qui non ci vuole niente, basta che vi fate trovare vicino al porticciolo di Aci Trezza e c'è lui o altri pescatori che con 3 euro andata e ritorno vi porta qui, vi riaccompagna, vi dà il numero di telefono e potete stare qui un paio d'ore, anche di più, e ritornare. Mi farò un bel bagno che fa un po' caldo. A dopo. Ovviamente mi ero dimenticato, siamo con la special guest di quest'estate, Clara da Parigi. Ciao! Ti piace l'isola Lachea? Sì, molto bella. No, sono molto contenta, è molto bella, l'acqua è limpida e il pescatore è molto gentile. Sì, Lo consiglio. Lo consiglio, certo. Sapete cosa mi ha detto il pescatore? Che c'è lo sconto Sirenetta. Perché l'ha visto e ha detto, ah, c'è lo sconto Sirenetta allora, va bene. Ai, vecchio marpione. L'isola Lachea è un paradiso naturale nato dalle eruzioni dell'Etna, che misura 250 metri di lunghezza per 150 metri di larghezza e 35 metri sul livello del mare. Oltre alla sua storia mitologica, ospita una flora e fauna uniche, come per esempio la lucertola endemica Podarcis siculus ciclopica. È una riserva protetta consigliata soprattutto agli amanti dello snorkeling. Siamo completamente soli. Qui il tempo, diciamo che sta diventando un po' nuvoloso, si sentono un po' di tuoni in lontananza. Ho chiamato il caro Sebastian e gli ho detto, senti, quando sei pronto, anche se tu avevi detto alle 3:45, sono le 3, e se puoi venirci a prendere prima, grazie. Lui mi ha detto, tranquillo, ci penso io a te. Ok. Bene, si sta mettendo a piovere. Sebastian, vieni qui, per favore. Ecco, adesso sta piovendo davvero. Ma quanti anni è che fa sto lavoro lei? Sono un marinaio anche, non è che è stato sempre Infatti. c'è come un navigato il globo. Sono stato a Marsiglia, Ah sì? Come è andata la Marsiglia? pianissimo. Avevo 16 anni che ero passato. Bene, alla fine siamo sani e salvi, siamo tornati al parcheggio dove avevo lasciato la macchina. Sebastian prende 6 euro, che ha fatto lo sconto Sirenetta, quindi 5 euro. Ci ha fatto un po' bagnare perché si è messa a piovere un po', adesso non piove più, ovviamente. La fortuna sempre dalla mia parte. Adesso invece ce ne andiamo non molto lontano da qua, andiamo ad Aci Castello a vedere il castello normanno svevo, dove entrando c'è un museo e io non sono mai stato nemmeno lì. A dopo. Aci Castello, vicino a Catania, è famoso per il suo castello normanno del 1076, situato su una rara rupe basaltica formata da un'eruzione vulcanica marina di oltre 500.000 anni fa. La pietra lavica, coperta da una crosta vetrosa e suddivisa in prismi, deriva dal raffreddamento rapido del magma a contatto con l'acqua marina. Il castello, un tempo residenza di Federico II d'Aragona, è accessibile solo da ovest tramite un ponte. Siamo arrivati al castello normanno svevo di Aci Castello. Stiamo entrando per vedere se è ancora aperto il museo. Dovrebbe costare 3,50 euro a persona. Quello lì è il faraglione. Praticamente prima eravamo lì, all'isola Lachea.
È pieno di monete ma non si vede molto. Ora si vede. Questo è chiamato il pozzo dei desideri. Esprime un desiderio. Comunque ragazzi, confermiamo 3,50 € a persona. Ci sono un sacco di piante diverse con ogni nome specificato. Adesso stiamo entrando in questo posto. Queste sono delle sculture di due personaggi del famoso racconto I Malavoglia di Giovanni Verga, scrittore siciliano molto famoso della provincia di Catania. Due teste di bronzo dedicate ai personaggi Padron Toni e Ntoni. Il castello normanno svevo, inoltre, ospita un museo civico con reperti storici dalla preistoria al Medioevo, una sezione di mineralogia e un orto botanico con piante rare, tra cui esemplari di grande valore naturalistico, per non parlare poi della vista panoramica mozzafiato che ci offre il castello dalla sua grandissima e bellissima terrazza. Bene, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a qui e mi sembrava giusto terminare il video con lo sfondo del tricolore qua dietro e anche ovviamente con la bella e dolce Clara che mi ha accompagnato in questo e in altri video che sono già usciti o che forse usciranno in futuro. Se siete arrivati fin qui vi chiedo per supportarmi. Dicevo, per finire vi chiedo di supportarmi con un mi piace, un commento o una condivisione o se volete, se avete anche un po' il tempo di fare tutte e tre le cose contemporaneamente perché cercherò di fare sempre più video, quindi mi farebbe piacere continuare questo progetto insieme a voi. Da Roberto e Clara è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!